Siamo con Ugo Giollo, segretario dello SPCGL del Veneto, e parliamo con lei, segretario, di un argomento molto importante, perché lei fa anche parte della consulta regionale sull'invecchiamento attivo. E quindi tutto quello che bisognerebbe fare per consentire alle persone di accedere a quei servizi, a quelle strutture che rendono possibile un invecchiamento in salute. Come funziona in Regione? Allora, o cosa non funziona? Diciamo che io faccio parte della consulta regionale a nome di CGIL CISL dei pensionati, lo facciamo a rotazione, in questi anni è toccato a me. Una legge regionale ha approvato appunto questo meccanismo per cui la Regione del Veneto mette a disposizione circa 1 milione di euro all'anno per progetti legati all'invecchiamento attivo, in particolare da quest'anno, su 4 linee di indirizzo. La cosa che mi permetto di dire è che a noi pare che non ci sia un vero e proprio sistema di programmazione, nel senso che ci sono queste risorse a disposizione, non sempre si riesce a utilizzarle come si dovrebbe, ma sono legate a progetti che le singole associazioni, in maniera assolutamente encomiabile chiedono e realizzano, con l'impressione quasi che non ci sia invece un progetto più complessivo generale da parte della Regione. Sapendo che sono tanti i temi sull'invecchiamento attivo, dal tema della solitudine al tema del rimanere sempre attenti sul piano anche cognitivo, all'attività fisica, perché molte volte noi mettiamo in fila una serie di cose che dovrebbero fare gli anziani dopo i 65 anni per mantenersi in una condizione di benessere, però su tante di queste gli anziani si sentono oggettivamente da soli, e cioè nella condizione di risolvere i problemi che hanno. Magari spendendo molti soldi. Assolutamente spendendo molti soldi, perché se parliamo per esempio dell'attività fisica, molto spesso quello che avviene è che la singola persona deve pagarsi la palestra, certo, piuttosto che la piscina, piuttosto che il gruppo di cammino. Non è possibile, non è sostenibile. Voi sperate di poter intervenire in questo punto di vista? Noi vorremmo che ci fosse una discussione un po' più ampia su questo, che la consulta avesse un peso maggiore rispetto a quanto non ha, per riuscire a spendere probabilmente di più e meglio. Perfetto, grazie segretario, grazie allo SPCGL e noi ci rivediamo presto.